Trovate distrattamente abbandonato. Fegato, stitichezza, bile, colite, gastrite, disfunzioni dell'apparato digerente, gotta, obesità, diabete, anemia, linfatismo, artritismo, calcolosi renale, malattie cutanee, eccetera, eccetera. Ingresso 250.000. Signora, ma lei che fa? Beve sempre? Sempre. Sì. Quanti ne ha bevuti oggi? Oggi 7 per la televisione. Per causa della Per causa della televisione. sì, che abitualmente ne bevo 4. E non le faranno male 7? No. E la signora? La signora non so, la signora so che in genere così viene questa la mano. Sì, ma parla poco la signora. Ma perché non parlate, signora? Parlate? Parlate. Dite qualche cosa. 75. 75. È aumentato o diminuito? Sono diminuito un po'. Bene, complimenti. Allora presto un pure altro. vanno bene. Molto bene. A lei signora, vediamo quanto pesa, su. Devo scendere? Io sono pesante. È pesante, no? Quanto signora, quanto? 105, complimenti. Già da qualche giorno eravamo stati colpiti dalla mole di questo enorme palazzo che racchiude un cinema, un teatro, un bar e un albergo. Accompagnati dal figlio del commendator Montillo, un po' scettico nei confronti dell'ingegno poliedrico del padre, visitiamo l'appartamento del produttore Montillo. Un appartamento veramente curioso, decorato con un lusso tutto inventato, cioè non un lusso convenzionale rimasticato da un orecchiante, bensì qualcosa di elementare ma pieno di invenzione. E qui cominciamo già a farci un'idea di questo produttore. Veniamo a sapere che egli è il fondatore della Sud Film, che ha prodotto dei film di genere italo-napoletano, quei film che si smerciano nei circuiti minori e che a malapena riescono a lambire la periferia delle grandi città, comunque incassi enormi. Piacere, commendatore. Che cosa state pitturando adesso? Purtroppo sto cominciando a mettere a posto questi quadri pubblicitari del mio ultimo lavoro. Ah, e qual è questo ultimo lavoro? Ecco, la sposa. La sposa. Sì, è la storia di una ragazza moderna che purtroppo mette sotto una giovane donna mentre con la sua bambina piccolo di 7 anni va a sentire una messa domenicale. Questo, il marito di questa qui, è stato il suo primo amore. Dopo 10 anni si ritrova e lui per forza vuole sposare il suo primo amore. Sì. Lei si rifiuta dicendo: io preferisco essere la tua amante che la tua sposa. Ah, molto chiaro, sì. Se non che lui si stenta la sposa. È una notte di nozze, mentre sta passando la notte di nozze, l'incubo gli si presenta davanti ai suoi occhi la sua vittima. Ecco, per scena scena Ho di capito. Poi non abbiamo sempre tutto drammatico, abbiamo anche quest'altra scena che si rivolge il comico Beniamino Maggio. E il soggetto l'ha scritto tutto lei? Io non so fare un film se non lo Tutto, scrivo soggetto, sceneggiatura, io. Soggetto, tutto, anche trovo roba se è il caso.